Sostanzialmente mi chiedo come possa essere così dichiarata quando dopo anni di sperimentazione dal 2007 al 2013 abbiamo notato, dati italicamente alla mano, aumenti delle emissioni di metalli pesanti, di acido cloridrico del 300%, del 500%, aumenti del taglio dell'800%, aumenti del nickel del 50%, del piombo del 150%. Come giustificate queste tabelle, queste emissioni? Come le giustificate? Questa è una lettura che spesso viene fatta di quei dati delle emissioni un pochettino voce. Non si sente. Diciamo, che vuole buttare un certo risultato. Come ho detto prima, anche i livelli emissivi registrati sono stati con i limiti emissivi. Si sarà notato la notevole distanza che c'è tra il limite emissivo e il livello registrato. Sia quel livello registrato, che supponiamo sia l'1 o il 2% del valore limite, c'è un'oscillazione fisiologica nelle emissioni del forno di cottura, quindi se rispetto a quelle percentuali credo che possa essere è aumentato il pacchetto metalli pesanti. Sì, è proprio sul pacchetto metalli pesanti che è proiettato. Se lei vuole leggere che quando siamo al 2% del limite passiamo al 3% e quindi ci sono aumento del 100%, questa è una lettura che vuole dare lei aritmetica. La realtà delle cose è che i livelli emissivi riscontrati. Mi riallaccio a quello che diceva il dottor Valli, siamo in area dichiarata il regno della regione Lombardia, nessun aumento degli inquinanti. Infatti non c'è nessun aumento degli inquinanti, come è stato detto prima, il protocollo, e peraltro faccio notare che la cementeria è stata oggetto 10 anni fa di un profondissimo revamping che la porta a essere una delle migliori cementerie d'Europa, quindi non è che stiamo parlando di una cementeria vetusta, stiamo parlando di una cementeria che ha 10 anni e ha già delle prestazioni che sono peraltro nel panorama dei cementifici italiani le migliori insieme a 40 cementerie di Restano. Da confermare un ingegnere Carrara che lavora sulla commissione senato della cementeria di Restano. Quindi siamo già in condizioni di eccellenza emissiva per una cementeria.